Bentornati, ben arrivati a loro che sono, poi ve li presento meglio, comunque sono in ordine di intervento Michele Pasinetti, Cooperativa Cauto, Marco Crippa, Cooperativa Oikos e Vittorio Ciarocchi, Cooperativa Il Sentiero. Il tema è, diciamo, la versione smontata del... anche questa non ve la spiego, mutualizzare le organizzazioni che mutualizzano, che era un po' il tema di questa mattina, uno dei temi di questa mattina. Prima, come collego, il modulo base di questa cosa qua è collaborare. Abbiamo un po' reinterpretato in questa direzione il tema della cooperazione multi-stakeholder, nel senso che ci siamo detti esiste una funzione di questa cosa che è quella che la cooperativa svolge al proprio interno, rappresentando nelle sue componenti la comunità, ma esiste anche una funzione che la cooperativa svolge sul territorio, costruendo forme in cui le diverse soggettività si organizzano e si rappresentano, se vogliamo tenere il tema. E quindi l'abbiamo un po' reinterpretato in questa direzione. La collaborazione è proprio l'elemento base di questo processo. Siamo partiti e direi che l'impostazione che teniamo è questa: 10 minuti per ogni esperienza, 5 minuti di domande di chiarimento sull'esperienza, seconda esperienza, terza esperienza e discussione alla fine. È un po' una forzatura, mi rendo conto, ma il rischio è che se partiamo con la prima e le domande sulla prima, la prima si mangia tutto il tempo e poi non c'è tempo per il resto. Quindi esperienza, domande di comprensione, chiarimento, puntualizzazione, dibattito alla fine. Io chiedo di sì, ma è sì, tanto. Scontato, vero? Però anche la democrazia è una delle cose in crisi insieme alla rappresentanza. Michele Pasinetti, Cooperativa Cauto, a cui abbiamo chiesto di raccontare in che modo... Allora, io sono una delle piccole cooperative, a me quelle grandi. E tra i motivi per cui non mi fanno sangue c'è che è molto difficile costruire forme di partecipazione. Difficile ma non impossibile. Cooperativa Cauto ha un'esperienza estremamente interessante da questo punto di vista, tale da mettere in dubbio persino la mia diffidenza verso le cooperative grandi. Abbiamo chiesto a Michele di raccontarla. Allora, sono molto felice perché è un tema che mi piace molto. È un'esperienza, come tu hai detto, che ha coinvolto tante parti della nostra cooperativa e dalla quale continuiamo ad apprendere. Quindi io racconto quello che è proprio la nostra esperienza, il nostro vissuto, che non è però finito, nel senso che è un processo che sta continuando ad andare avanti, dal quale stiamo continuando ad apprendere e che ci ha portato, magari poi ve lo racconterò, anche a condividere ciò che noi abbiamo imparato, nel senso che dialogando con altre cooperative, raccontando quel che noi abbiamo fatto, spesso si crea quel meccanismo per cui uno ti dice ma che bello, ma mi spieghi meglio, ma ci daresti una mano. Quindi non è un'opera di formazione e noi non abbiamo finito con questo processo di coinvolgimento interno, è una cosa ancora molto magmatica in movimento. D'altro canto Cauto sta per cantiere e noi su questo tema come su altri siamo molto ancora in cantiere, però avendo fatto dei passi in avanti che provo a condividervi. Due parole di contesto, quindi Cauto, Francesca diceva, cooperativa grande, siamo circa 500 dipendenti oggi, siamo a Brescia, cooperativa di inserimento lavorativo, svolgiamo servizi in ambito diciamo, del tema della sostenibilità, quindi della sostenibilità integrata, quindi l'ambiente è un mercato per noi, quindi tutto il tema dei rifiuti, il tema dell'energia sono strumenti per fare inserimento lavorativo. Negli ultimi 10 anni il personale di Cauto è sostanzialmente raddoppiato, quindi in una decina d'anni, un pezzettino alla volta, siamo passati da 270-280 unità alle 500 e i servizi che noi svolgiamo sono molto sparsi sul territorio della provincia di Brescia, quindi noi abbiamo una sede a Brescia ma poi svolgiamo servizi molto anche territoriali in una provincia molto estesa, quindi i nostri colleghi, i miei colleghi
non sono tutti collocati in un unico posto e svolgono servizi all'interno di questa cornice, ma molto diversi tra di loro. Quindi si va dai servizi di igiene ambientale a servizi per esempio legati all'energia, quindi pannelli fotovoltaici, abbiamo dei negozi, abbiamo un'officina interna, abbiamo una software house interna che impiega una quindicina di persone, quindi servizi molto diversi, in posti molto diversi, con una storia tale per cui i nostri colleghi, alcuni sono in cauto da quando è nata, cioè 26 anni fa, altri sono invece molto recenti, con un alternarsi anche di professionalità. Il tema del tenere insieme, quindi come tenere insieme, è un tema che per molti anni ci ha attraversato, con le classiche dinamiche un po' cooperative per cui si diceva una volta tutti partecipavano, adesso c'è l'assemblea, c'è meno gente perché la gente non partecipa, e con spesso i colleghi che dicono la cooperativa è grande, fa tante cose, noi non sappiamo tutto quello che fa, a volte ce lo dicono gli altri prima di saperlo noi, quindi tutte queste cose che sono anche un po' tipiche forse, no, delle cooperative. E lì la prima risposta che ci siamo dati è comunicazione, strumenti di comunicazione, dobbiamo comunicare di più, e quindi iniziano a ragionare sugli strumenti, e quindi dici no, ok, adesso banalizzo, però la newsletter, il giornalino no, però la mail, però alcuni non hanno la mail, fai più incontri, quindi comunicazione. La risposta al tenere insieme è dobbiamo fare più comunicazione. E l'altro elemento è dobbiamo convogliare sui valori, dobbiamo far sentire i valori, dobbiamo far ragionare sui valori, dobbiamo rafforzare i valori, quindi comunicazione e valori e comunicazione, che sono stati, come dire, riflessioni e strumenti estremamente utili, ma non del tutto. Parallelamente a questa crescita, a questi ragionamenti, nella vita quotidiana di Cauto c'erano delle problematiche molto diverse tra di loro, problematica dei nuovi assunti che arrivavano e che facevano fatica un po' ad orientarsi in una realtà così grande e complessa, problematiche legate per esempio alla scelta dei DPI, quindi dei dispositivi di protezione individuale che per noi sono fondamentali per i servizi che svolgiamo anche in termini di comfort, il tema della misurazione della soddisfazione dei nostri dipendenti, quindi quesiti a cui volevamo dare una risposta, che viaggiavano paralleli a questa riflessione strumenti di comunicazione e valore. E a un certo punto, per una precisa scelta, queste due cose hanno provato ad incontrarsi, cioè abbiamo provato a dire proviamo a dare risposta a delle problematiche che come cooperativa viviamo tutti i giorni, da quelle più operative a quelle più strategiche, addirittura a quelle più identitarie o di innovazione, coinvolgendo i lavoratori. Non è stata una risposta al primo pensiero, è stato un ragionamento parallelo, ma a un certo punto c'è stata una precisa volontà di dire ma perché i DPI dei colleghi che fanno igiene urbana li sceglie un ufficio acquisti il cui responsabile non fa quei servizi lì? Ma perché nel momento in cui bisogna costruire uno strumento di onboarding, quindi uno strumento grazie al quale chi viene assunto si orienta un po' meglio all'interno della nostra realtà, lo costruisce un ufficio risorse umane insieme a un ufficio comunicazione e non lo costruiscono i colleghi che sono stati neoassunti e hanno avuto dei problemi o delle difficoltà. E abbiamo iniziato ad avviare dei progetti di partecipazione e di coinvolgimento, in cui l'oggetto di lavoro era molto chiaro, l'obiettivo era molto chiaro, ma il percorso che portava alla soluzione di quel problema era un percorso che prevedeva un meccanismo di coinvolgimento interno molto sparso. Sono partiti nel corso di qualche anno molti progetti, una dozzina, molto diversi tra di loro, scelta dei DP, strumento di onboarding, misurazione della soddisfazione, introduzione di un sistema di valutazione del personale interno alla cooperativa, individuazione di un'attrezzatura all'interno di un cantiere per noi molto importante per ottimizzare le lavorazioni, sviluppo di servizi innovativi a partire da servizi che già noi svolgevamo, cioè percorsi molto diversi, partiti in luoghi molto diversi della cooperativa, tutti però accomunati da un elemento. Quei percorsi hanno coinvolto lavoratori su un oggetto preciso. Okay?
lavoratori abilitati a esprimersi su quell'oggetto preciso alla luce del fatto che ne sapevano più di altri. Queste esperienze sono state avviate, sono state avviate, come dire, progetti diversi su temi molto diversi, e grazie ad un bando che abbiamo vinto, Invitalia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, molto interessante, abbiamo avuto l'opportunità di rileggere tutte queste esperienze. Quindi di rileggerle non separatamente, ma provare a capire che cosa avevano in comune. Questo bando chiedeva di dimostrare, di individuare degli elementi di fattibilità, quindi quali sono le condizioni che rendono fattibile e agevolano la partecipazione all'interno di una cooperativa sociale, legando la partecipazione alle performance economiche dell'impresa. Quindi per noi è stata un'occasione fondamentale per rileggere queste esperienze e un'occasione fondamentale anche per provare ad individuare gli elementi fondamentali, le condizioni necessarie per creare partecipazione vera. E abbiamo imparato molte cose. Che cosa abbiamo imparato? Innanzitutto che la partecipazione spesso viene trasferita su un livello valoriale, dobbiamo far partecipare i soci all'assemblea, il valore, lo statuto, quanto c'è una partecipazione che può essere molto incastrata in una dimensione del fare quotidiano. E quindi la partecipazione è una partecipazione che può essere operativa su oggetti di lavoro molto precisi, molto chiusi, tendenzialmente con un impatto di breve periodo, può essere strategica, la misurazione della soddisfazione dei lavoratori, la valutazione, quindi che mette insieme dimensioni di impresa molto diverse, può essere sì identitaria, quindi i valori, la carta dei valori dei soci, e può essere una partecipazione anche rivolta all'innovazione, quindi allo sviluppo di servizi che esistono già. Quindi non esiste un solo tipo di partecipazione e l'attenzione spesso che le cooperative pongono sulla partecipazione esclusivamente valoriale non è l'unica. L'altra cosa di cui ci siamo resi conto è che tutti, o meglio tanti, danno per scontato che tutti non vedano l'ora di partecipare, quindi che la partecipazione sia un desiderio universale e che se noi, direttore, CDA, creiamo un'occasione di partecipazione, perché la gente non viene? Cioè io gliel'ho pure creata e invece la partecipazione vera è faticosa, che per creare partecipazione vera le persone che vogliamo far partecipare devono avere un aggancio, devono avere un perché. E il perché che ci muove non è lo stesso per tutti. Quindi quelli che partecipavano 20 anni fa perché l'elemento valoriale era predominante mi fa tanto piacere, ma io ho colleghi che partecipano non partendo dall'elemento valoriale, ma perché vogliono migliorare la loro condizione di lavoro in quel cantiere lì. E poi scoprono un elemento valoriale della partecipazione. L'altro pezzo di esperienza che, ora 1 minuto e mezzo, l'altro pezzo di esperienza che ci siamo portati a casa è che però esistono delle condizioni di fattibilità per la partecipazione. Cioè non è che siccome vogliamo fare partecipazione e poniamo anche che abbiamo capito che la partecipazione può essere su oggetti di lavoro molto diversi, non è sufficiente. Abbiamo individuato 4 condizioni di fattibilità principali. Una fattibilità di natura organizzativa, cioè la partecipazione vera e non, scusatemi il termine, paracula strumentale, ma la partecipazione vera è possibile solo se l'organizzazione ha un governo chiaro, esplicito e coerente tra quello che c'è scritto sulla carta e quello che avviene. Cioè questa cosa delle cooperative che non chiamiamo il direttore perché fa un po' brutto, chiamiamolo coordinatore, però poi fa il direttore, non chiamiamo questo così perché è un po' verticistico, un po' aziendalista, però l'esercizio dei ruoli poi è più verticistico di un direttore vero, crea delle ambiguità che impediscono alle persone di partecipare e esporsi. Quindi il governo, l'organizzazione è fondamentale per creare la partecipazione vera. Il secondo elemento è una fattibilità giuridica. Cioè devono esistere delle condizioni. Quando chiedo alle cooperative ma avete delle deleghe interne? Sì, lui è delegato, ma ha una delega? No, l'ho delegato io. No, capito, ha una delega formale, quindi può decidere delle cose e ne risponde, oppure è tutto nell'alveo del ma sì, ci mettiamo d'accordo tra di noi? Perché questo limita la chiarezza.
La terza e penultima è una fattibilità di natura tecnica che prevede la consapevolezza nelle cooperative che gestire un'organizzazione è una competenza. Gestire un'organizzazione, fare governo di un'organizzazione è una competenza. Io non capisco perché si riconosce la competenza nel fare il bilancio o nell'essere educatore e non si riconosce la competenza nel gestire un'impresa di 500 persone. Questa cosa va riconosciuta, perché gestire processi di partecipazione richiede delle competenze. E l'ultima condizione è economica. L'alibi del no, ma noi siamo piccoli, non abbiamo soldi, non c'è. Non è che Cauto ha fatto partecipazione perché c'aveva i soldi, anche perché gli investimenti fatti in termini di costi sulla partecipazione sono stati relativamente bassi rispetto alla nostra dimensione, quindi parlo in termini percentuali. La cosa fondamentale è non pensare a programmi di partecipazione, cioè una roba mastodontica che solo per pensarla devo investire non so quanto e per implementarla mi ci vuole il triplo del tempo, ma agire la partecipazione più per famiglie di progetti, perché si riduce il rischio del fallimento, cioè lo parcellizzo, e posso misurare, no, anche le risorse che ho di volta in volta. Quindi non agire con programmi strutturati di partecipazione, ma più con famiglie di progetti anche eterogenee, quasi come se volessimo buttare tanti semi nell'organizzazione, un po' qua, un po' là, che scovano agenti di cambiamento e che possono rendere più sostenibile questa volontà di andare in una certa direzione. Tutte queste cose sono quello che abbiamo un po' imparato, ne sono nati poi una serie di progetti formativi, di accompagnamento, di scambio con altre realtà, da cui abbiamo imparato altre cose. E adesso siamo in una fase in cui stiamo provando a identificare degli strumenti pratici, quindi proprio passatemi il termine, una sorta di cassetta degli attrezzi per cui le cooperative possano pensare di fare partecipazione davvero avendo degli strumentini, segmentando un po' questo tema intriso di valore, che ce l'ha tutto quel valore lì. Ma il rischio è che se prendiamo tutto l'aspetto valoriale, vogliamo costruire programmi di lungo periodo, vogliamo metterci dentro tutto, non partiamo mai. E quindi un po' il suggerimento, l'esperienza, ciò che abbiamo imparato è facciamo esperienza concreta di partecipazione, misurando le forze, riducendo il rischio che noi abbiamo, ma facciamola anche nelle cose piccole, perché non è vero che la partecipazione operativa ha meno valore di quella identitaria. E poi è un percorso, no? Come mangiando uno viene sempre più appetito e magari arriva anche lì. Questa è stata un po' in pillole la nostra esperienza. Avete 5 minuti di domande. Question time, prego. No, aspetta. No, devi venire qui o anzi vengo io. Venire io e lo scusi. Non posso, devo io. Ok, grazie per Aspetta, devo dire io e anche a cena. Aspetta. una curiosità. Come questo percorso di partecipazione a più livelli e se entra nel meccanismo di rendicontazione della cooperativa, se lo complica o lo semplifica? No, lo semplifica enormemente. Enormemente. Ah sì, scusa Francesca. I 500 sono dipendenti e soci? Qualche altra domanda? Se alzate bene la mano così sono certa di vedervi. Ok. Allora, no, semplifica molto il meccanismo di rendicontazione, allora direi principalmente perché il meccanismo di rendicontazione, al di là del processo che porta a rendicontare, poi come obiettivo quello di far emergere un valore, no? Cioè io rendiconto perché voglio in qualche modo rappresentare non tanto non solo ciò che ho fatto, ma
adesso l'impatto forse è anche troppo, nel senso che è più di lungo, però i risultati che ho ottenuto nel fare quelle cose. E nel momento in cui io coinvolgo le persone a fare quelle cose, e nel momento in cui io le racconto, quelle stesse persone è come se non avessero bisogno del mio racconto perché l'hanno vissuto, e quelle stesse persone diventano agenti di comunicazione interna. Cioè il racconto del progetto di PI non l'ho fatto io, non l'ha fatto solo l'ufficio comunicazione, ma l'hanno fatto i 15 lavoratori che hanno scelto le scarpe. E aggiungo una cosa che forse non era esattamente la tua domanda. Quello che avveniva negli anni passati è che chiaramente tra 500 lavoratori, uso questo come esempio per farvi capire, spero di riuscirci, negli anni quando si sceglievano le scarpe tra 500 persone c'era sempre qualcuno a cui non andavano bene, no? E quindi che la cooperativa non sceglie, non spende perché la cooperativa, come se la cooperativa fosse altro rispetto a me. E quindi chi c'era ufficio acquisti, c'era risorse umane che diceva no, ma non è vero, guarda che la cooperativa non è vero che vuole risparmiare a discapito dei tuoi piedi. Nel momento in cui il meccanismo partecipato ha coinvolto colleghi di quel collega che si lamentava, chi, passami il termine, difendeva la cooperativa era il collega che diceva no, guarda che non è vero, guarda che io ci ho messo energia cioè io ci ho messo l'impegno. Quindi diventava un meccanismo, come dire, per cui non era più il consiglio, la direzione che doveva raccontare la cooperativa, ma erano gli stessi colleghi che l'avevano vissuta, che non solo la raccontavano, ma che anche in qualche modo la proteggevano. E nel momento in cui veniva come dire, pubblicato il bilancio di sostenibilità piuttosto che il rendiconto annuale, molte cose noi per esempio in alcune assemblee le abbiamo fatte raccontare da chi le aveva vissute. In termini di processo, quindi in termini di risultato non l'ha complicato, anzi, in termini di processo di raccolta dati no, nel senso che se mentre tu fai le cose hai anche un minimo di attenzione a tenere i dati, quando poi devi farla alla fine non ti devi inventare nulla, ma semplicemente rendi conti delle cose che sono reali, quindi no. I 500 dipendenti, i 500 colleghi sono dipendenti, quindi sono assunti nella maggior parte dei casi con un contratto a tempo indeterminato e non sono tutti soci, anzi la parte dei soci non è preponderante rispetto alla totalità dei dipendenti. Quello su cui noi abbiamo lavorato moltissimo nella maggior parte delle progettualità è su tutti i lavoratori, non solo sui soci. Poi abbiamo fatto dei progetti, il Consiglio di amministrazione ha lavorato all'interno di quella partecipazione che chiamavo più identitaria anche solo con i soci, ma il focus che noi abbiamo avuto era sulla totalità dei lavoratori. Grazie Michele. All'inizio hai evidenziato molto bene il tema comunicazione e partecipazione, che è un po' il tema di parlare a o parlare con, che è quello che dicevamo anche stamattina rispetto ai giovani. Scusate. Questo lo riprendiamo, ma il modello, il pattern che vedrete riproporsi è la cooperativa che si mette a disposizione per organizzare soggettività, che siano individuali in questo caso o organizzative in altre, ma la cooperativa come contenitore che organizza, che connette, che organizza rispetto a un obiettivo. Nel suo caso il focus era sulla partecipazione, è una declinazione del tema del mutualismo che abbiamo trattato stamattina, interessante, è quello che diceva Beppe, siamo persone che sono capaci di lavorare con le persone, è lì da vedere. Per tornare ai link con stamattina invece Ugo De Ambrogio dice, perché certe volte le cooperative fanno i matrimoni di interesse e quindi il grande tema della collaborazione fra cooperative, uno dei luoghi comuni su questa cosa è sì, vabbè, i consorzi. I consorzi sono delle vasche di squali combinate per essere efficaci sull'esterno, ma all'interno i rapporti fiduciari. Ci sono ovviamente consorzi in questo modo, ci sono consorzi che sono stati leve fondamentali per lo sviluppo. Vero è che quando ci siamo messi a cercarle abbiamo fatto meno fatica a trovare cooperative che collaboravano con chiunque rispetto a cooperative che collaboravano in modo forte e identitario proprio con altre cooperative, ma l'abbiamo trovata in realtà più di una, ma abbiamo scelto peraltro 3 cooperative B.
perché stamattina ne abbiamo accennato a questo fatto delle B. È lui che ha portato la sorpresa, così dopo capite anche qual è la sorpresa. Ci racconti la storia di collaborare fra cooperative. Allora, innanzitutto grazie di essere qua oggi. Io mi chiamo Marco Crippa, sono qua a rappresentare la cooperativa Oikos, ma oggi a raccontarvi una delle esperienze di collaborazione tra cooperative. Ne abbiamo almeno 3 da poter raccontare, alla fine abbiamo concordato di raccontare quella che ha le radici un po' più antiche e che adesso, se poi funziona il collegamento, dovremmo... Allora, sgombero subito il campo rispetto al tema dei consorzi come una vasca di squali, una cosa di questo genere è stato declinato con questa immagine. Il progetto che sono qua a raccontarvi oggi coinvolge 2 consorzi che notoriamente si rispettano ma non sono amici, mettiamolo in questi termini, con 2 cooperative che aderiscono a 2 consorzi diversi ma che hanno deciso oramai 7 anni fa di fare qualche cosa insieme. Okay? Di fare qualche cosa insieme che ha iniziato a rappresentare quello che poi nel corso degli anni futuri sono stati definiti da chi è un po' più intelligente e studioso di me, cosiddetti modelli ibridi di gestione. Okay? Modelli ibridi di gestione, okay? Ne ha scritto tanto Zamagni, Venturi e potrei andare avanti a citarne ancora altri. Allora, fondamentalmente Oikos è una cooperativa sociale che ha sede in provincia di Bergamo, attualmente siamo circa 100 dipendenti, ci occupiamo di fare 4 cose, okay? Gestione rifiuti, che peraltro abbiamo iniziato una collaborazione con loro, servizi di pulizia, servizi di manutenzione del verde e poi la parte che adesso vedete lì, e così ritorno di là per raccontarvela, che è questo progetto che si chiama, che noi abbiamo dato il nome, La Porta del Parco. Vedete tutta la struttura. Questo progetto qua è un progetto che è partito da un'esigenza del comune di Mozzo, proprietario dell'area viticola che trovate nella parte sopra, okay? Che ha messo in concessione per 25 anni mettendola liberamente sul mercato. Dunque a quella gara ha potuto partecipare il viticoltore, piuttosto che la struttura che vedete lì nella parte a metà di là. Calcolate che si vedeva che la struttura in fase iniziale era solo la parte che vedete, il tetto grigio, era un'idea di bar o punto vendita. 2 cooperative che, come ho detto, Alchimia e Oikos, appartengono a 2 consorzi diversi, decidono di mettere insieme teste, idee e competenze per partecipare a questo bando. Per farvela breve, il bando lo stravinciamo, partecipiamo in 3, abbiamo preso 20 punti in più del secondo. Comunque, come dire, senza avere appoggi, per capirci, dato che poi ogni tanto ci sono anche quei dubbi lì. Dove il nostro progetto che abbiamo presentato, qua lo vedete più o meno all'incirca terminato, ma non era così perché gli orti a destra non c'erano, il frutteto qua sotto non c'era, le vigne erano in pessimo stato, sono stati ripiantumati 4,5 ettari su 5,5 e quel parco che lì ne vedete solo un pezzo perché si estende ben oltre a sinistra, non esisteva. Okay? Le 2 cooperative hanno scelto di collaborare, uno perché sicuramente c'è stata una base favorevole di relazioni, okay? Persone che si conoscevano e alcuni, diciamo, direttori o persone che tirano la carretta, come si dice in bergamasca, che avevano stima uno dell'altro. Dall'altra parte, come ho scritto qua, il tempo l'ha fatta un po' da padrone, scegliere di provare a investire su un modello collaborativo che andasse oltre il tempo. Io fra 25 anni onestamente mi auguro di essere in pensione, sperando che non ci tirano fino a chissà che cosa. Nessuna delle 2 organizzazioni aveva tutte le competenze per gestire un progetto così complesso, perché Oikos si occupa di viticoltura e di produzione vino biologico, poi ho portato qualcosa da farvi assaggiare, ma noi di bar, magari di animazione, di altre cose, non era molto nelle nostre corde. Noi ci occupiamo di lavoro, mentre Alchimia aveva una storia di più di 20 anni su questi temi. Okay? E abbiamo messo insieme tutta questa parte qua di competenze tra di noi.
Non ci siamo limitati a rimanere soltanto tra di noi, dunque il rapporto non è rimasto solo tra cooperative, ma è un rapporto che si è allargato, è un rapporto che ha coinvolto associazioni del territorio. Lì di fianco abbiamo un asilo nido, c'è un centro diurno per persone disabili che hanno trovato spazio sia a venire a fare una parte di attività all'interno del bar, sia avere un piccolo orto che possono coltivarsi per le loro attività, e anche tutti i rapporti con il quartiere, perché non vi nascondo che in fase iniziale non siamo stati propriamente molto ben visti. Io penso di aver ricevuto non so quante telefonate quando avevo l'operatore a trattare, che sembrava che stessimo andando a distribuire napalm o qualcosa di questo genere, con l'ATS che fermava il trattore e faceva il prelievo dalla botte, fondamentalmente di zolfo e rame, perché facendo viticoltura biologica di quello si tratta. Però abbiamo lavorato anche con tutta la dimensione del quartiere e oramai i rapporti sono più che buoni, di collaborazione, di integrazione, di intesa. Abbiamo fatto investimenti, perché ripiantumare 4,5 ettari è un investimento di 130.000 euro, ok? Da bar è diventato ristorante e pizzeria, abbiamo dovuto adeguare i locali, abbiamo fatto una parte di nuovi posti a sedere che stanno chiusi. Nella parte del parco d'estate mangiano fuori circa 200 persone, per dare l'idea. Quel quartiere era un quartiere dormitorio, perché è il classico quartiere. Mozzo è un comune alla periferia di Bergamo, ok? Vuol dire che confina proprio con Bergamo, è il classico quartiere fighetto, ok? Avvocato, direttore di banca, medico, il resto, ma in giro non c'era un servizio, non c'era un parco giochi, non c'era un negozio di alimentari, non c'erano, come dire, luoghi dove i bambini potessero andare, perché l'oratorio e altri parchi stavano al di là della statale. La realizzazione del parco ha voluto provare a rispondere a questo tema. Sul tema dell'alimentazione, tutti i sabati mattina all'interno di questo progetto facciamo un mercatino a chilometri zero sul vialetto che si vedeva nella fotografia lì all'ingresso, che va lì, ok? Il perché il collaborare. Da una parte quello che ci ha spinto all'idea di collaborare è stato un po' una dimensione di rigenerazione di quel territorio. Era un territorio dormitorio, ok? E invece noi, guardandole, vedevamo delle opportunità che alcuni ci dicevano se eravamo matti. A distanza di 7 anni diciamo che abbiamo talmente tante richieste di poter replicare questi modelli su altri territori che onestamente continuiamo a dire di no, perché poi il tempo, le risorse e le energie a un certo punto diventano comunque limitati. Una rigenerazione di spazi pubblici, cioè questo terreno non era di proprietario di qualcheduno, era stato un lascito di una contessa al comune, e il comune però non era nelle sue corde, cioè il comune non gestisce una vigna, il comune può dare in concessione un bene pubblico. Abbiamo condiviso con loro tutta una serie di progettualità che ci accompagnano durante tutto l'anno. Lì facciamo fattorie didattiche, ok? Lì facciamo animazione del territorio, facciamo laboratori soprattutto sul fine settimana rivolte a famiglie e bambini, e comunque questo è diventato un luogo che è diventato fondamentalmente abitato in particolar modo dalle persone del quartiere, ma oramai anche da tutto Mozzo, da tutto Curno, che sono i due comuni confinanti, e del quartiere di Bergamo Longuelo, che è il quartiere confinante con questa zona qua. Okay. Questo modello qua noi abbiamo provato poi a replicarlo da altre parti. Abbiamo iniziato un progetto invece di gestione del villaggio degli Sposi, che è un quartiere di Bergamo dove abbiamo preso in gestione il centro sportivo. Lì abbiamo fatto un salto in più all'interno dei modelli ibridi, non è soltanto una collaborazione di cooperative, dove siamo dentro 2 cooperative sociali, in questo caso dello stesso consorzio, ma è stata, come dire, una casualità, ma abbiamo unito anche tutta una dimensione profit. C'è un bar che viene gestito da una società profit e non da una cooperativa sociale, c'è la parte sportiva che è gestita da una società profit che fa parte a Percassi, che è tanto noto per le cronache atalantine. Okay. E ultimamente l'ultimo progetto invece è il progetto di D'Asta e Spalenga, che è un progetto che ci vede in un progetto di rigenerazione urbana. Era un ex centrale che è stato riconvertito a un cinema, un po' d'essè, come si suol dire, uno spazio eventi di circa 500 metri quadri, un bar ristorazione e sede di associazioni e cooperative sociali e consorzi. Queste sono un po' brevemente le esperienze che abbiamo fatto. Il perché delle collaborazioni.
ci siamo dati in particolar modo 3 perché. Allora, il primo perché è perché insieme riusciamo a lavorare meglio e perché alcuni temi così complessi, alcune sfide così complesse, è veramente difficile pensare che un'unica organizzazione o poche persone possano essere in grado di dare risposte a bisogni così complessi e a realtà così complesse. Okay? 2 perché io dico che è insito nell'essere una cooperativa sociale cercare di abitare i territori. Sono modelli quelli che proponiamo, io dico di economia sociale e civile, sono modelli di integrazione lavorativa. Nel posto che avete visto prima, cioè in questa è un'altra delle vigne che abbiamo noi, quello in fondo sullo sfondo del monastero di Astino, ma qua alla fine tra la gente che lavora in campagna, quella che sta dietro al frutteto e quella che lavora al bar, sono quasi 12 posti di lavoro. Questo per darvi 2 numeri, in modo che almeno riusciamo anche un pochettino a capirci. E il terzo perché è che l'idea della chiusura, del faccio io, a Bergamo c'è stato tutto un periodo dove le cooperative hanno continuato a gemmare, perché l'idea del piccolo è bello, piccolo poi dopo troppo piccolo non sta in piedi, ok? Noi non abbiamo le loro dimensioni, vi raccontavo che siamo 100 persone, non siamo pochi, però chiaramente siamo 5 volte in meno di loro e tante volte in meno di più rispetto al fatturato. Però l'idea di non chiudersi, ok? L'idea di avere delle dimensioni, delle competenze e di riuscire a metterle in rete e non soltanto in una rete chiusa, autoreferenziale solo tra cooperative, ma in un'idea di collaborazione tra ente pubblico, non profit, ma anche tutto il mondo profit, che spesso e volentieri al loro interno stanno adottando dei modelli dove di testa sono molto cooperativistici, a volte io dico anche un po' più di noi, ok? Che invece andiamo un pochettino più a predicarlo. Concluderei con farvi vedere un micro video, sono 1 minuto e mezzo, un po' di far vedere un po' quello che facciamo nel progetto lì, ma anche poi da altre parti. Buona, intanto grazie. I 5 minuti delle domande. I problemi della collaborazione. Aspetta. Le fonti finanziarie, com'è andata? Aspetta ancora un attimo. E i consorzi cosa hanno detto? Vabbè, ma adesso l'enfant terrible della... Sono 2 anni che basta. Oh, scusa, non ti avevo visto. Che ho capito, la cooperativa è una cooperativa B, ma le altre cooperative che collaborano sono tutte B?
Fai 5 minuti. Sì, ce la faccio. Perfetto. Sì. Allora, i problemi di collaborazione sono i medesimi problemi di collaborazione che abbiamo all'interno della nostra organizzazione. La cosa che a noi ha sempre aiutato è i progetti legati alle esperienze che vi ho fatto vedere, non le ha mai scritte una persona, ma le hanno scritte più organizzazioni. Okay? E dunque c'è stata una condivisione ancora prima di sapere se eravamo poi assegnatari di quella cosa lì. Abbiamo creato uno staff di gruppo di lavoro che ci trova in fase iniziale, abbiamo lavorato settimanalmente per mettere le basi e le fondamenta. Dopo diciamo che adesso che le cose sono un po' rodate ci troviamo una volta al mese, ok? Però questa cosa qua, l'assenza di pregiudizio nei confronti dell'altro, delle azioni dell'altro, un'idea di bene comune, ok? Noi nel progetto, se voi avete visto in alto a destra, c'era un logo, la porta del parco, non è il logo della cooperativa Oikos, è il logo dell'Alchimia. Gli abbiamo scelto di dargli un nome e la nostra identità è dentro in quel progetto lì e tutta la comunicazione che viene fatta da Oikos o che viene fatta da loro viene fatta in questo identico modo. Poi onestamente tra persone, io dico intelligenti, grossi dissidi o criticità non ne abbiamo mai avute, ci siamo dati tanto metodo, quello sì, okay? E soprattutto dico che è stato fondamentale il primo anno di lavoro dove c'era da far partire quel po' di roba che non c'era, dunque non era propriamente poca roba, riuscire a vedersi settimanalmente, condividere le scelte, trovare fonti di finanziamento e quanto altro. Passo alla seconda domanda rispetto alle fonti di finanziamento e alla sostenibilità economica. Allora, le vigne, non ve lo nascondo, sono un disastro se non ce le hai che sono produttive, nel senso che io dico sempre quando racconto della cooperativa che sono la zavorra, nel senso che noi abbiamo 13 ettari e mezzo di vigne e 5 ettari e mezzo sono andati in produzione quest'anno. Perdiamo più o meno 80.000 euro all'anno allo stato attuale, perché hanno un ciclo economico-finanziario lungo, hanno un break-even economico a 8 anni e un finanziario a 12. Dunque capite che o uno produce una bottiglia e la vende a 40 euro, dove forse lo accorcia, non è il nostro caso, oppure bisogna, come dire, riuscire a garantirsi dagli altri settori che ci sia, come dire, il fieno in cascina per accompagnare il fatto che dici perdevo 150, 130, 90, 60, quando vedo lo zero mi ubriaco quella sera, ok? Dopodiché su questo progetto noi abbiamo fatto delle altre scelte. Una volta che siamo stati assegnatari abbiamo partecipato a un bando Cariplo che ci ha consentito 150.000 euro di fronte a un investimento di 300.000 e ci ha consentito di fare tutte le robe che avete visto fondamentalmente, perché metà siamo andati a prenderle, metà ce le abbiamo avute, come dire, a tornare indietro. Gli istituti educativi di Bergamo, che è un'altra fondazione, ha finanziato interamente il parco, ok? La realizzazione del parco. L'altra cosa, Oikos è una cooperativa sociale, ma è anche agricola. Avevamo portato a casa anche un contributo del GAL, che in quel caso lì era al 100% a fondo perduto, e dunque siamo riusciti a fare una serie di altre operazioni. Diciamo che questo ha accorciato il ciclo economico-finanziario. Di base, dopo i primi 3 anni, a parte la parte viticola, ma che lo sapevamo, i conti tornano abbondantemente. Insomma, diciamo che dopo il terzo anno eravamo abbondantemente oltre il break-even e oramai incamminati, come dire, anche l'anno del Covid, l'anno scorso, certo che ci ha limitato e un po' ci ha fiaccato, soprattutto la parte ristorativa e animativa, però abbiamo retto bene il colpo. Quest'anno in compenso abbiamo fatto quasi più 40% rispetto non all'anno del Covid, al 2019, e dunque capite che non è stato poco, calcolando che la prima parte dell'anno ne abbiamo anche patito. Cosa hanno detto i consorzi? A Bergamo l'identità di appartenenza al consorzio non è una cosa così chiusa. Esistono da anni gestioni tra cooperative non aderenti ai consorzi su servizi. Non so, il SAD di Bergamo è fatto da 2 consorzi con le consociate dove hanno partecipato al bando del Comune di Bergamo, che stiamo parlando di qualche milione di euro. C'è una storia di questo tipo qua, dopo anni dove, come dire, un po' di coltelli sono girati, mettiamola così, però oramai sono almeno 10 anni dove
facendo un po' tutti i passaggi, gestendo tutte le cose per bene, c'è una dimensione di fluidità, di relazioni, di rapporti, di costruzione di progetti imprenditoriali e di significato anche diversi. Allora, le cooperative, se penso al progetto che vi ho presentato, ci sono cooperative di tipo B che è Oikos, ma c'è dentro anche una cooperativa di tipo A, perché Alchimia è di tipo A. Viaggiamo, io dico, a geometrie variabili. Cosa vuol dire? Al Villaggio degli Sposi siamo 2 cooperative di tipo B, ad Asta e Spalenga siamo 2 cooperative di tipo B, un consorzio e 2 di tipo A. Dunque non c'è un limite. Quello che io ho notato è che queste dimensioni di innovazione, di fare insieme, sono molto più spinte, quantomeno la realtà di Bergamo ci dice questa cosa, da cooperative di tipo B. Siamo molto più abituati a viaggiare sul mercato privato, perché in queste realtà qua o sei capace di far tornare i conti oppure vai a casa, a un certo punto restituisci le chiavi del vigneto, metaforicamente, rispetto alle cooperative di tipo A che sono, almeno a Bergamo, tantissimo dipendenti dall'ente pubblico, dalla gara e da quanto altro. Noi come Oikos fatturiamo penso quasi il 90% sul mercato privato, ma da tanti anni a questa parte. Gran tema, Allora, uno, c'era prima la politica, cioè c'era prima una visione. 2, adesso do ragione a De Ambrogio così pago pegno, è che non se lo può, non è giusto che loro abbiano il 10, che l'ente pubblico si senta libero di non sostenere in realtà esperienze di questo genere, no? Cioè mi verrebbe da ribaltarlo, cioè facciamolo così che è anche più giusto, con un punto di domanda. Fino a che punto noi possiamo dire che queste cose le dobbiamo fare sul mercato privato, perché l'ente pubblico si può sentire che in realtà sta già pagando i nidi, quindi con questo siamo a posto, i nidi o compilare a piacere, quindi con questo è a posto. Però comunque resta il pattern, cioè è una cooperativa che ha organizzato la comunità a partire da una collaborazione con un'altra cooperativa, che peraltro in termini di reputazione della cooperativa che dicevamo stamattina, questa cosa qua vale 1000, perché è cooperativa al cubo, cioè al quadrato, va? Si vede, è la cooperazione che coopera, è molto evidente, molto più evidente che la narrazione che ne possiamo fare, perché la vedi prima ancora di sentirla, ed è la cooperazione che sviluppa la comunità. Vittorio Cerocchi, cooperativa del Sentiero Talamona, restiamo in montagna ma da un'altra parte, Valtellina, e abbiamo chiesto a lui di raccontare in che modo un'azione di collaborazione ha trasformato la cooperazione e la comunità. Allora, grazie. Avrei preferito essere seduto lì in cerchio e mi aspettare cose così, quindi abbiate pazienza magari. Le seggiolini rosse. Vediamo se riesco soprattutto a riportarvi un po' alcuni elementi dell'esperienza. Allora, provengo dalla provincia di Sondrio, quindi contesto montano, simile a questo, comune di sede Morbegno, siamo una cooperativa B, gestiamo da più di 30 anni, 150 lavoratori, i soci sono 70, quasi tutti lavoratori, gli altri sono dipendenti. Veniamo storicamente su 4 settori di attività. Il primo su quale eravamo partiti è la ristorazione collettiva, poi abbiamo un'attività di produzione di imballaggi, abbiamo una parte agroalimentare, abbiamo anche delle piccole attività commerciali. Così, nel tema delle alleanze collaborative, per noi un elemento importante è il rapporto con il mondo dell'impresa. Il nostro fatturato, che è su circa 6,5 milioni di fatturato, per il 60% proviene da 2 rapporti con 2 aziende molto diverse tra loro. Quello che vorrei provare a fare è darvi delle indicazioni su quali elementi contraddistinguono un po' questo tipo di rapporto, al di là di quello che facciamo. Devo un po' raccontarvelo però nei 10 minuti che non ho ancora fatto partire, spero di starci dentro, se mai mi chiederete dopo. Allora, primo è il rapporto con un'impresa, si chiama Gelfi Ondulati, è una SPA, è un'azienda a proprietà familiare, di origine del territorio, fa circa 100 milioni di fatturato in imballaggi in cartone ondulato.
è un'azienda che esporta all'estero, addirittura fuori Europa, un po' paradossale. Per noi questa attività, sulla quale noi gestiamo delle linee di produzione per questa impresa, ci produce circa l'anno scorso 2,6 milioni di fatturato, 45 persone che lavorano, 32 sono a tempo indeterminato, 26 svantaggiati certificati più una serie di altri soggetti in situazione di difficoltà. Qui c'è un rapporto appunto con molto articolato, perché noi siamo in un'area prospiciente a loro, quindi il contatto è quotidiano, sia dal livello operativo che anche dal livello della dirigenza, non quotidiano ma quasi. E questo è un rapporto che va avanti da più di 20 anni, sicuramente consolidato. L'altro, un'esperienza invece con una cooperativa agricola, sempre del territorio, l'Atteria Sociale di Chiuro, il rapporto è più recente, circa 9 anni. Questa attività noi facciamo sostanzialmente, la latteria produce uno yogurt che vende anche sulla grande distribuzione, abbinato a della confettura che produciamo noi per loro. Questa attività quest'anno ci farà fare 1,5 milioni di fatturato. Sul settore agroalimentare, perché abbiamo la parte agricola e il laboratorio di trasformazione, lavorano a tempo indeterminato, sono 17 persone, 5 nel settore agricolo, 12 nel laboratorio, 6 sono svantaggiati, poi nell'attività di raccolta eccetera aumentano notevolmente le persone. Ma appunto sono stato molto sintetico. Quando dovevo venire in qua mi sono detto ok, che cosa si potrebbero aspettare loro, quindi mi sono fatto delle domande, mi sono dato delle risposte, così come fa Marzullo. Quali sono un po' gli elementi caratteristici? Perché sono due esperienze molto diverse, però hanno degli elementi comuni. Ovviamente sono le realtà comunque che sono del territorio, questo è un elemento di base, però non sono imprese sociali. Come abbiamo fatto a intercettare queste due imprese? Le conoscenze in un territorio come il nostro ci possono essere, però un conto è conoscere, un conto arrivare a un certo punto. L'incontro con queste due realtà, cos'è l'elemento comune? Che queste imprese erano in una fase di passaggio. Gelfi, appunto più di 20 anni fa, stava lanciando un nuovo tipo di produzione, c'è innovazione e sviluppo anche negli imballaggi in cartone, sappiatelo, anzi, loro stanno sul mercato perché fanno questo. Stavano lanciando un nuovo prodotto che però loro avrebbe creato problemi a gestirlo internamente, perché c'era loro molto meccanizzati, c'era comunque anche una parte che richiedeva molta manualità. Eccoci. L'altro invece Chiuro era in una fase di passaggio dal punto di vista di mercato, settore formaggi, è un'azienda lattiero casearia, il settore formaggi è assolutamente un bagno di sangue, dicevano dobbiamo fare qualcosa di nuovo, facciamo qualcosa di innovativo, dove ci buttiamo? Su un altro settore iper concorrenziale che è lo yogurt, appunto, e lì. Quindi cos'è stata la nostra abilità di relazioni? No, il fatto che abbiamo raccolto delle sfide sostanzialmente, perché nessuno dei due ci garantiva niente rispetto a quello che sarebbe stato l'opportunità e il risultato. Perché queste aziende hanno scelto noi? Non perché siamo sociali no profit, ovvero ci hanno riconosciuto pienamente la nostra mission, condividendola anche, ma non ci hanno scelto per questo. Se devo fare la classica battuta dovrei fare il dialetto, ma faccio molta fatica, mio padre era marchigiano, ma quindi non posso fare il dialetto valtellinese da questo punto di vista qua, però sostanzialmente il primo incontro con l'imprenditore Gelfi, appunto in dialetto, è stato noi venivamo da appalti pubblici, quindi dove tu fai il servizietto, se tutto a posto, roba del genere, e dire ok, bisogna fare questa cosa, serve una macchina, bene, ce la dai? No, ve la comprate voi, perché sennò io domani mattina vi lascio a piedi se voglio, quindi voi vi comprate la macchina, vi assumete il rischio d'impresa e andate e fate. Il secondo aspetto, sempre questo Gelfi, è stato voi però i prodotti siete bravi, fate lavorare gli svantaggiati, ma voi i prodotti dovete farmeli a prezzi di mercato, fatti in maniera corretta e nei tempi che dico io, ok? Quindi questo è stato l'elemento di sfida che abbiamo preso e sul quale ci siamo trovati, se vogliamo più o meno la stessa cosa che è avvenuto con Chiuro, insomma, da questo punto di vista. Seconda domanda che mi faccio, ma che tipo di rapporto avete contrattuale con queste realtà? Noi abbiamo messo insieme, avete visto prima, sono 4 milioni di fatturato. I contratti che abbiamo con queste aziende sono 0. Non c'è un contratto né con Gelfi né con Latteria di Chiuro.
Questa cosa ci produce? Uno, ci insegna che non ci si può mai sedere, cioè non è che tu arrivi poi e dici ok, ho preso questa cosa qua, adesso mi metto tranquillo, vado avanti, il mio tran tran, cosa che capita spesso nell'ente pubblico. No, devi sempre alzare l'asticella e andare avanti. Il secondo aspetto, che è un punto di forza ma è anche uno dei rischi grossi che c'è, è il rapporto di tipo fiduciario, cioè è tutto molto un rapporto legato alla fiducia di reciprocità, non solo di conoscenza di persone, ma nel fatto di riconoscere che dall'altra parte c'è qualcuno che in questo momento prende su questo tipo di impegno, ci prova e lo porta avanti. Chiaro che questo è un grosso problema nel momento in cui ci sono dei cambi di persone, come inevitabilmente c'è. Qui sarebbe da approfondire, ma mi fermo. E poi dall'altra parte vieni messo alla prova su vedere quanto ci credi su questo tipo di aspetto e quanto vuoi investire, sia sulle persone, sull'organizzazione, sia anche negli investimenti veri e propri. Prima di venire qua sono andato a fare 2 conticini, sono andato a vedere dal 2012 al 2020 molto spannometricamente. Sul laboratorio del cartone abbiamo fatto investimenti per 4.200.000 euro, cioè quindi una media di 470.000 euro all'anno. Invece l'attività settore agroalimentare, quindi laboratorio eccetera, ne abbiamo fatti 3.7 milioni, quindi 420.000 euro all'anno. Per dire che è una cosa, come dire, continua sulla quale devi starci. E dall'altra parte, che ci ha messo molto in discussione, è che vieni messo alla prova sui processi decisionali interni. Noi come cooperative sociali in genere siamo stralenti. Con questo tipo di rapporti di realtà non si può essere lenti, quindi questo crea discussione, insomma tutto quello che vogliamo, però è una cosa interessante. Altra domanda, il rapporto, ma non è che voi andate a compromettervi nell'entrare in rapporto con le aziende profit, chissà cosa vi chiedono, meno, non so, di tirare sui prezzi, di fare questo, di fare quello. È un problema, è un tema, cioè quello del che tipo di compromessi devi fare di fronte a questo tipo di cosa, ma a parte che può avvenire anche in rapporto con l'ente pubblico, però, anzi, se penso alla nostra esperienza, 20% di fatturato pubblico è veramente a volte una di quelle fatiche incredibili, però delle scelte abbiamo dovuto farle. Cioè, per esempio, il discorso dello yogurt era partito sulla rete commerciale dei piccoli negozi che la latteria di Chiuro aveva. A un certo punto ha detto ragazzi sta andando, qui però se vogliamo andare avanti io ho bisogno, devo entrare nella GDO, una grande distribuzione, ci state o non ci state? Questo in poco tempo noi abbiamo dovuto prendere una decisione su questo, sapendo che entravi in un altro tipo di mercato, che entravi con altri tipi di dinamiche molto pericolose e per esempio che ci ha fatto abbandonare l'idea, quella che avevamo, di riuscire ad avere la materia prima della confettura tutto di provenienza nostra. Impossibile. Quindi scelte di questo tipo te le incontri per strada. Però dall'altra parte nel momento in cui ti trovi a fare scelte di questo tipo vai a vedere che cosa hai come tipo di ritorni. Ok, devo fare questo tipo di scelta impegnativa, mi fa storcere un po' il naso, che cosa mi porto a casa? Ovviamente io oggi, se penso all'esperienza dello yogurt, dico l'attività agricola è quasi sostenibile con l'attività di trasformazione, se no altrimenti l'attività agricola solo in piedi non ci sta. Riesco ad aumentare le persone svantaggiate, anzi poi riusciamo ulteriormente a ampliare, a rispondere a altri tipi di bisogni. Abbiamo aumentato le superfici coltivate, ci siamo permessi anche di andare a coltivare a 1000 metri di altezza, non perché quello ci produce reddito, ma perché lo riteniamo significativo per un territorio come il nostro riprendere a fare delle coltivazioni lì. Se non ci fosse stato questo tipo di attività qui non avremmo potuto farlo perché non era sostenibile. Quindi continuiamo a fare il bio, allarghiamo, facciamo altre cose e dall'altra parte facciamo altre cose. Il nostro laboratorio di trasformazione è aperto anche alle imprese del territorio. Noi quest'anno abbiamo 118 piccole aziende agricole o piccolissime che vengono da noi e trasformano il loro prodotto. Okay? In provincia di Sondrio l'attività alimentare trasformativa è piena, ma da qualsiasi azienda va un piccolo agricoltore dice no guarda, è più la spesa che l'impresa, stai a casa tua, venditi il fresco, arrangiati, fatti il tuo laboratorietto. Ecco qua al mio tempo ci sono quasi. Questa cosa la manteniamo ed è un servizio alla comunità.
e ci sono dentro anche cooperative sociali, 5-6 stanno aumentando. L'altra cosa che siamo riusciti a fare è allargare la rete dei rapporti. Il discorso prima del collaborare con cooperative, con Latteria di Chiuro abbiamo avviato un progetto in questo momento sperimentale sul tema della commercializzazione, unendo altre 4-5 cooperative B del nostro territorio che più o meno recentemente si sono messi a fare attività agricola, e potrei andare oltre. Però appunto sono arrivato veramente al limite e dico solo una cosa. L'ultimo tema che mi metto, dal quanto compromessi devi mettere in campo, roba del genere, io sono molto convinto che molto dipende anche di quello che noi riusciamo a restituire all'impresa, cioè l'impresa ci dà la possibilità di lavorare, di fare dei prodotti, noi nei prodotti che facciamo e diamo a loro restituiamo qualcosa, restituiamo il valore del lavoro delle persone anche svantaggiate dentro questa cosa qua, ed è un tema molto interessante che poi ti porta a fare anche delle scelte ulteriori. Noi ormai da tempo con Gelfi, anche con gran fatica, facciamo passaggio di nostri lavoratori, passano in Gelfi, lavoratori diciamo disabili, perché loro sono comunque soggetti agli obblighi da questo punto di vista, e da tempo facciamo anche un lavoro di sostegno ai lavoratori dell'azienda nell'accogliere le persone disabili, perché è una cosa abbastanza faticosa per loro, soprattutto in un sistema molto strutturato. Scusate, sono stato veramente spero sia utile, poi fatemi le domande. Felice esperienza di sintesi, perché riprende il tema delle decisioni interne, del rapporto fra collaborative, del rapporto sul territorio. Tocca a voi. Siamo con l'ultimo giro di domande di chiarimento, poi apriamo una discussione vera su questa cosa. Volevo capire se nelle due esperienze che avete c'è un margine di crescita anche vostra, nel senso che in alcune situazioni la cooperazione sociale si trova a fare il conto terzista anche con le proprie macchine, ma poi periodo di crisi eccetera viene tagliata così. Però la durata penso vada al di là, però volevo capire una cosa. Molto spesso il legame privato cooperazione sociale è molto più solido che pubblico e cooperazione sociale, nel senso che il rapporto di fiducia consente di poter dialogare, di poter costruire ulteriormente, mentre invece a volte con la pubblica amministrazione è desolante. Una domanda per tutti e tre, visto che l'ultimo l'ha detto. 150 soci, 150 lavoratori, 70 soci, 500 lavoratori, non sappiamo quanti soci. Del primo, cioè, che politica sociale fate? Che rapporto c'è all'interno delle tre esperienze molto belle nel creare base sociale? O è una utopia o un pensiero vecchio rispetto a un'impostazione diversa che di dar lavoro nel rapporto con i soci? Rispetta di diritto. La questione dei contratti, non ho capito il fatto nessun contratto con queste due, non mi è chiaro come collaborate, diciamo. Forse anche gli atti di collaborazione più anche nell'esperienza loro, se c'è un contratto di rete, se c'è qualche strumento giuridico più definito. Si è parlato di consorzi, di cooperative, si è sentito parlare nelle esperienze cooperative tipo B. Volevo capire rispetto alle collaborazioni, sono donna di A, no? Quali sono le collaborazioni con le A? Ad esempio qua noi in Trentino l'agricoltura è più praticata dalle cooperative di tipo A che gestiscono laboratori prerequisiti, no? Ed è
difficilmente invece raggiungibile dalle cooperative di tipo B che fanno inserimento per i tempi. Quindi volevo capire che collaborazioni ci sono tra A e B. Un po' era per tutti questa. Ok, abbiamo le prime 2 domande per tutti, ma cominciavi proprio. Allora, sul discorso del contoterzismo, da un certo punto di vista, allora, sono 2 situazioni diverse rispetto all'impresa sugli imballaggi rispetto al discorso di Cure. Nel senso che sul discorso degli imballaggi noi lavoriamo per questa impresa, punto e stop. Anche se questa impresa spesso ci ha lanciato l'input di dire perché non aprite questo tipo di mercato qui e quest'altro tipo di mercato qua, e c'era stata anche una proposta di provare a ragionare su una forma congiunta per avviare qualcosa. Questa attività qui per noi è veramente molto sollecitante e impegnativa da questo punto di vista, per cui come dire, è quasi integrata dentro nella produzione, cioè noi siamo separati, cioè quando entrano nel nostro laboratorio possono entrare roba del genere, ma nel nostro laboratorio comandiamo noi, non so se mi spiego. Però la produzione è fortemente integrata nel loro contesto, cioè nel senso quel tipo di produzione che facciamo noi, loro non la fanno. Ok? Quindi dopo dici se domani volessero lasciarti in piedi, potrebbero lasciarci a piedi, però noi abbiamo 4 linee che fanno un angolare, che ciascuna di queste linee costa 500.000 euro solo la linea di produzione. Insomma, non è subito fatto neanche per loro mettersi da questo punto di vista, però ci sta. Invece rispetto a Curo ci siamo dati una struttura anche in termini operativi che appunto agisce anche, come dire, come vendita separata. Non abbiamo sviluppato più di tanto la nostra vendita del nostro prodotto in questo momento, perché facciamo fatica a stare dietro a tutta l'attività che abbiamo. Effettivamente quello che esce, la confettura che esce con il nostro marchio è molto limitato, però ci siamo dati una struttura, abbiamo il tecnologo alimentare, abbiamo tutta una serie di altri tipi di funzioni che all'inizio non avevamo. All'inizio c'erano 2 persone più o meno con i pentoloni, poi si sono prese la prima macchinetta e poi man mano siamo andati. Oggi effettivamente abbiamo comunque una dotazione di macchinari che è abbastanza impegnativa. Non so se... Rispetto al discorso dei contratti, non abbiamo dei contratti, cioè noi non abbiamo un contratto annuale dove ci viene detto tu quest'anno fai questo tipo di produzione. Ci troviamo, come dire, adesso dico, il mio responsabile del laboratorio del cartone, così come il responsabile del laboratorio di trasformazione, si trova con la controparte, nei confronti dello yogurt si fanno anche delle previsioni, si incontrano anche quelli che sono, tra virgolette, quando ci sono gli audit per potenziali nuove commesse, l'audit lo riceviamo anche noi, non so, con soggetti a grande distribuzione piuttosto altri di questo tipo, però non c'è alla base dire io quest'anno ti garantisco questa cosa qua. Abbiamo l'obiettivo di arrivare lì, noi, voi ci state, proviamo ad andarci sempre, però come dire, se è più devo cercare di stare dietro più, se è meno è meno. Non so se... Questo fa parte dell'elemento del rischio di impresa, posto che nessuno oggi in questo ambito fa contratti, adesso diciamocelo anche così. Per andare sul discorso della base sociale, il discorso della base sociale noi questo l'abbiamo sempre fatto molto come scelta di fondo. Purtroppo spesso quando una persona arriva in cooperativa e fa la domanda di lavoro viene magari da altri tentativi, soprattutto quando sono soggetti fragili, che sono stati raccolti da altre, tra virgolette, cooperative. Questi spesso hanno una visione del dire devo stare attento se sta venendo nel posto dove mi stanno fregando come è successo prima oppure no. Quindi di fondo noi facciamo questa cosa, cioè l'adesione, diventare socio deve essere un'adesione comunque che uno ci arriva. E quindi noi abbiamo, che cosa abbiamo? Che ci sono persone che lo fanno magari dopo 1 anno, persone che lo fanno dopo 5, persone che ti dicono scusa non te l'ho mai chiesto, però queste cose qua, e allora il discorso del voler diventare socio è comunque una cosa che parte dalla persona e non da noi.
ok? E la lasciamo come scelta assolutamente libera da questo punto di vista. Poi ribadisco, siamo circa sul 40-45% di io l'avevo detto di smettere, comunque di base sociale, che è reale, insomma, dei soci lavoratori. La collaborazione con le cooperative tipo A, sì, probabilmente dipende molto anche dal tipo di impostazione, però noi abbiamo un rapporto sul territorio, noi siamo all'interno di un consorzio, metà A, metà B, noi poi essendo appunto in mezzo alle montagne siamo proprio divisi, qui arrivi tu, fin qua arrivo qua, noi abbiamo un rapporto molto forte con una cooperativa di tipo A del territorio che fa anche nelle sue attività, per esempio al centro diurni per disabili, fa anche attività piccola di coltivazione di piccoli frutti, come ad esempio lo facciamo noi, ecco, non è neanche detto che cosa coltiviamo, la nostra coltivazione principale è piccoli frutti, la fanno anche loro, ma anzi gli aiutiamo magari a piazzarli se non riescono a venderli da questo punto di vista. Quello su quale collaboriamo è più sui progetti delle persone, ok? Quindi come dire, ci vengono segnalate le persone che poi magari facciamo inserire in percorsi di inserimento lavorativo se hanno i requisiti per farlo, piuttosto che progetti più di integrazione sociale. Lo sottolineo, noi facciamo pochissimi tirocini, ne facciamo veramente pochi. Questo è una logica di rispondere al nostro obiettivo all'inserimento lavorativo e quindi quando facciamo i tirocini li facciamo in una logica poi che le persone facciano un percorso e arrivino al lavoro, oppure se ci chiedono i progetti di integrazione sociale diciamo va bene questa cosa qui, però sono veramente pochissimi, sono due tirocini di integrazione sociale e di tirocini appunto dell'altro tipo ne faremo 2 o 3 all'anno, ecco, questo scusate. Allora, sul discorso della politica, diciamo, della base associativa, quindi dei soci, noi siamo circa 200 e passa soci rispetto alla totalità dei dipendenti che abbiamo. Anche noi abbiamo una politica non molto distante da quella che diceva il collega prima. C'è un aspetto, secondo me, connotativo, che è stato determinante anche per l'avvio e la prosecuzione dei processi partecipati, cioè noi abbiamo radicalmente modificato le politiche di selezione del personale, virando verso un interesse molto spinto per tutte le professionalità, a prescindere dal fatto che le persone avessero avuto esperienze, diciamo, di cooperazione o associative. In passato questo elemento, che ancora ovviamente viene considerato, era un elemento importante, no? La gente che proveniva dal terzo settore, che aveva esperienze sociali, in qualche modo veniva un po' identificata come quelli che avevano una certa sensibilità per. Oggi tante persone che vengono a lavorare in Cauto ci vengono perché gli piace il lavoro che gli viene proposto. Che può essere un lavoro anche progettuale, anche di responsabilità su certi settori, quindi molta gente si affaccia a Cauto per il tipo di lavoro che fa, non conoscendo minimamente cosa sia una cooperativa e cosa sia l'inserimento lavorativo. Questo richiede un tenere insieme, ritorno al punto di partenza, no? Nel senso che va condivisa internamente, va costruita una sensibilità ma anche una conoscenza, ma nel medio-lungo periodo quello che abbiamo fortemente verificato è che poi queste persone che vengono senza conoscere, ma che poi pian piano entrano in contatto non solo attraverso una narrazione verticale, ma attraverso una partecipazione attiva, si innamorano prima del tema dell'inserimento lavorativo, quindi dell'ambito sociale, e poi della forma cooperativa, e il livello di appartenenza è enormemente superiore, ma è un percorso. I progetti partecipati sono per noi uno strumento fondamentale per far vivere la forma cooperativa e per far conoscere spazi e ambiti di azione della cooperativa, che non, come ho detto prima, non diventano solo raccontati o narrati e non assumono soltanto una dimensione valoriale, ma che diventano parte del fare quotidiano. Quindi è proprio un percorso e nel momento in cui le persone maturano, come dire, no, conoscenza, passione,
c'è poi ovviamente un ingresso nella base sociale che nel nostro caso viene anche stimolato. Adesso per esempio non so, ci sono dei percorsi formativi all'interno della base sociale, abbiamo costruito sempre in modalità partecipata un percorso interno volto alla sensibilizzazione, ma più di pancia, sui temi ambientali, sui temi sociali, però è sicuramente un percorso e non è un punto di partenza, non è una condizione di ingresso. È una bella domanda. Rispondo prima di chiudere alla collaborazione sul tema della cooperativa di tipo A, cooperativa di tipo B. Molto concretamente è molto difficile per noi, più difficile collaborare con le cooperative di tipo A, nel senso che negli ultimi anni sul territorio bresciano la collaborazione e la cooperazione tra le cooperative di tipo B è piuttosto diffusa, con tutte le difficoltà del cooperare che sono connaturate un po' in questo aspetto, però c'è, perché è molto chiaro che gli spazi di mercati si sono ridotti, è molto chiaro che la cooperazione e il cooperare ancora prima della forma cooperativa, oltre ad essere un elemento valoriale, è un elemento che crea un vantaggio competitivo, che questo secondo me è effettivamente il tema, cioè non è solo il valore del cooperare, ma è che stare insieme, che mettersi insieme crea un vantaggio competitivo superiore che non stare da soli. È molto diffusa anche la collaborazione con le cooperative di tipo A, ma è un po' più difficile nella mia lettura del nostro contesto, perché le cooperative di tipo A tra di loro fanno più fatica, quindi una collaborazione tra una cooperativa di tipo B e di tipo A viene vista dalle altre come hai scelto quella e non l'altra, quindi è un po' più complicato, non so per che ragioni, però quello che fotografo nel nostro territorio è molto questo. Ma io parto rispondendo all'ultima domanda. Sì, giusto. Da noi la quota sociale sono 25 euro, okay? Comunque, cioè la ratio del legislatore che aveva fissato nelle vecchie 50.000 lire convertite poi in euro era quello di dire che all'interno della cooperazione le cooperative sono nate per dare lavoro alle persone che ci lavorano, okay? Il legislatore auspicava che tutte le persone che lavoravano in cooperativa divenissero poi soci, un po' una sorta di puoi diventare un po' imprenditore di te stesso, puoi giocare un po' anche questa parte qua, e per uscire dalla logica dialogica c'è il padrone, c'è il titolare, c'è l'impresario e poi c'è chi lavora, insomma, come se l'impresario non lavorasse, però andiamo oltre a questi schemi un po' rigidi. Conosco cooperative che hanno, come dire, scelto di fare, perché era un tentativo di blindare le basi, portare quote, come dire, decisamente su altri livelli. Noi per il momento abbiamo deciso che manteniamo questa cosa qua, okay, fondamentalmente. Anche noi registriamo un po' il dato che mi pare che sia trasversale, cioè le persone che lavorano in cooperativa non tutte scelgono di diventare socie. Lo scenario che io vedo all'interno un po' della provincia di Bergamo, sicuramente della realtà dove opero, è che è lavoro. Poi magari lavorare in cooperativa mi chiedono delle cose in più, per esempio noi una delle cose che facciamo durante la selezione del personale è che chiariamo che avrai a che fare con qualche persona svantaggiata. Magari te ne puoi rendere conto tanto o poco, ma c'è sempre, fa parte del pacchetto. Se non sei interessato e disponibile a questa cosa, non siamo fatti per stare insieme, fondamentalmente. Però andando oltre a questa cosa, anche noi abbiamo iniziato dei percorsi un po' partecipativi, come quelli che stanno facendo un po' Incauto, non così tanto strutturati, un po' più, come dire, chiamiamola l'acqua di rose, per cercare di avvicinare sempre di più alle cooperative, ma soprattutto in una logica di ricambio, perché nell'impresa normalmente, non so, c'era il padre che l'ha lasciato al figlio, che poi lo lascerà a sua volta al figlio e così di seguito. E nelle cooperative, a parte qualche cooperativa che di cooperativa c'è solo il nome, ma nella realtà ci sta dietro una famiglia che ha scelto quella forma giuridica, nelle cooperative dove, come dire, l'appartenenza è un'appartenenza diffusa, questo tema qua del ricambio generazionale, di costruire le nuove generazioni future di chi tirerà la carretta,
è comunque un tema secondo me che deve essere sempre tenuto presente, okay? E è un tema che richiede dei tempi che non sono i 100 metri, mi viene da usare la metafora che forse è più una dimensione di maratona. Okay? Anche noi abbiamo scelto di allargare le selezioni, a parte col criterio che vi ho detto, però un tempo si cercava di dire vabbè, magari questo giardiniere in quella cooperativa là, le relazioni sono un po' la frutta, prendiamo. Noi abbiamo scelto sempre di più di andare sul mercato, okay? Cercando di riuscire a portare dentro anche, come dire, esperienze di lavoro diverse, visioni diverse, perché a volte il nostro mondo talvolta rischia di essere un mondo un po' chiuso, talvolta anche un po' autoreferenziale, ci si guarda allo specchio e ci si dice come siamo belli, non è sempre così fondamentalmente. Sulle altre due domande che erano state poste, cooperative di tipo A e tipo B, da noi la relazione è diversa di quello che è il territorio bresciano e magari che è diverso da quello valtellinese. Insisto comunque nel dire che spesso lo fanno le relazioni. Se io penso che lavoro in cooperazione sociale, ormai da 25 anni si vede, non sempre le relazioni erano così, cioè prima vi accennavo quando nei consorzi non si potevano fare, come dire, cioè non ci si poteva sedere neanche a un tavolo a fare una discussione tra consorzi che erano diversi. Figuriamoci se addirittura fare affari o, come dire, mischiare il sangue tra cooperative che erano diverse. Adesso queste cose qua sono realmente molto passate, fondamentalmente lo fanno tanto le persone comunque. Io adesso Bergamo è una realtà dove ci sono un po' più di 100 cooperative sociali tra tipo A e tipo B su tutto il territorio, che è un territorio vasto perché va dal confine della Valtellina al Passo San Marco e da lì scendiamo e andiamo poi verso Brescia perché poi siamo, come dire, fondamentalmente vicini di casa. Sempre di più si stanno facendo comunque dei progetti un po' in sovrapposizione, come abbiamo detto. Spesso noi veniamo interrogati da cooperative di tipo A che gestiscono residenzialità psichiatriche per persone con problemi di dipendenza, per persone disabili, cercando di rispondere ad alcuni bisogni di inserimento lavorativo delle persone che magari hanno qualche fragilità in più e pensare di metterle nel mondo profit rischiano di saltare. A volte partono, come dire, da progetti dove al centro sono le persone e allora, come dire, se metti lì un oggetto concreto, il bisogno di una persona, si va anche oltre alle appartenenze, a quello che penso io e quanto altro. L'ultima roba rispetto ai contratti che veniva chiesta, non mi ricordo più da chi, loro chiaramente hanno un rapporto particolare, ok? Noi se penso all'interno delle nostre, nel progetto che ho presentato è un ATI, un'associazione temporanea di impresa della durata di 25 anni, siglata dal notaio, dove c'è un oggetto, c'erano degli obiettivi, c'era una struttura di governance, eccetera, eccetera, eccetera. Non puoi normare dentro lì 25 anni di vita che fai insieme, cioè è come dire mi sposo con mia moglie e normo quel giorno lì le robe, cioè non funziona così, insomma, le cose sono un po' diverse, però noi nel nostro caso abbiamo scelto in questo modo. Ma io dico sempre che una volta che uno è consapevole di dover essere uno schiavo diventa anche felice, dunque, come dire, ok, mi permetto questa stupidata licenza. A volte sono scelte di marketing i contratti, vi faccio l'esempio, noi nel settore pulizie, per alzare il livello di ingaggio con la clientela, la maggior parte delle aziende profit e non profit che si mostrano sul mercato delle pulizie ti dicono va bene, però il contratto durato 1 anno almeno, oppure 3 anni se devo comprare la lavapavimenti o la spazzatrice, perché sennò come faccio a rientrare dall'investimento e provo a ribeltare il mio rischio di impresa su quello che è, come dire, la mia committenza. Io chiedo di finire il mese, cioè se non mi vuoi è inutile che litigo, tanto alla peggio spendo soldi in avvocato. Se stai lì vuol dire che ti ho dato tante di quelle motivazioni per star lì che allora, come dire, non ho bisogno di blindare eccessivamente le cose. Diverso è l'ente pubblico è tutto blindato invece al contrario, nel senso che è penali, sottocategoria della penale, ecco, cioè è così. Nel mondo privato dipende, poi io capisco anche altre realtà che dicono
sto comprando 500.000 euro di macchinario, cioè non è che mi dai il lavoro per un mese, perché sennò poi io il leasing come lo pago. Su alcune cose noi siamo andati verso dei modelli che rendono le cose un pochettino più, come dire, fluide, e poi spostano l'ingaggio su una dimensione di scelta e di fiducia che non è legandolo dentro in dei vincoli contrattuali rigidi. Ah, scusa, dovevo dire, la nostra quota, anche noi abbiamo la quota di 25 euro, però dato che il nostro fenomeno è dipendenti che chiedono di diventare soci, chiediamo che sottoscrivano almeno 10 azioni, cioè 250 euro, che devo dire la verità che è anche poco, considerando che negli ultimi anni, ma ormai penso a 7-8 anni, facciamo anche il ristorno ai soci, di cui spesso una parte in capitale sociale. Grazie, dovevo anch'io la risposta, identico, quindi sono 25 euro tendenzialmente la sottoscrizione di 10 quote anche dilazionate, quindi insomma Sì, sì, come vogliono. Ecco, non mi pare, non è mai capitato che fosse una barriera all'ingresso questo, ecco. Mi permetto, di solito la barriera d'ingresso non sono i 25 o i 250 euro, è almeno per noi, e la visione che un po' io è l'idea di che cosa mi stai chiedendo, che impegno ci devo mettere che va oltre quello della mia prestazione lavorativa. Okay? Da noi per esempio alcune persone hanno un po' l'idea che questa roba qua rischia di essere, non so, un grande mostro che fagocita e ingloba tutto e tutti. Nella realtà non è così, spesso e volentieri sono più i pensieri, ok? Però quantomeno la nostra visione è che ci si scontra abbastanza con la dimensione della voglia di spendersi un po' di più e di appartenere, di dedicare del tempo che va oltre quello della propria mansione lavorativa per qualcosa d'altro. È un lavoro che lui ha definito che hanno investito tantissimo sulla comunicazione. Io faccio un passo indietro, dico che ancora prima è culturale, che poi si esplica nell'utilizzo della comunicazione a più livelli, però alla fine è quell'idea di lavoro, di comunità, di appartenenza che uno prova a promuovere nel proprio agire quotidiano. È un giro di domande. Se non ne faccio una io per cominciare, intanto che si prepara l'altra. Vittorio, dicevi prima, non ci danno questi lavori perché siamo cooperativi, ma ce li danno per altre ragioni. Io vorrei sapere se si vede che siete cooperativi, se uno che vi guarda, non uno che vi conosce, uno che lavora con voi, ma uno che guarda da fuori impara che quella cosa che state facendo voi è cooperazione, cioè in sintesi se questo tipo di lavoro viene riconosciuto può essere riconosciuto dal senso comune, non solo da chi lo conosce in profondità, come un valore prodotto dalla cooperazione. Fai sempre le domande. Aspetta lì, hai tempo per pensarci, raccogliamo qualche altra domanda. Tocca rispondere, Vittorio. Non ho mai fatto una domanda semplice, cioè chi ci vede fuori ci riconosce come sistema cooperativo. In questo caso, fermandomi sul discorso del rapporto con queste imprese, loro sanno che abbiamo dei processi decisionali diversi rispetto agli altri. Tenete conto che la cooperativa, sottolineo, la cooperativa agricola è una cooperativa agricola, quindi ha una struttura operativa, ma i proprietari sono dei soci aziende agricole, ok? Quindi come dire, è comunque un tipo di rapporto diverso da quello che potrebbe essere appunto rispetto a una cooperativa sociale.
ci vengono riconosciuti per esempio che noi abbiamo anche delle esigenze di fare dei passaggi diversi rispetto a quando dobbiamo assumere determinati tipi di decisioni. Ovviamente non si aspettano però i tempi lunghissimi. Però ci viene anche riconosciuto, come dire, che qualcosa del nostro tipo di modello, come dire, anche un po' loro lo possono assumere. Forse non c'entra un tubo questa cosa qua, però la dico, ma perché mi viene sempre da ridere quando penso a questa cosa qua. Tempo fa, una decina d'anni fa, uno dei proprietari dell'azienda, Gelfi, che è un tipo veramente molto originale, proprio di quegli imprenditori appunto che parlano in dialetto ma hanno comunque una visione molto lontana. Questa famiglia è gestita da 3 fratelli, ok, ognuno con funzioni diverse, lui è il vero imprenditore, quello creativo e tutto, e da tempo stavano probabilmente discutendo sul dopo di loro, ovvero su chi passare nei confronti dei figli, probabilmente con il fatto che vedevano che figli all'interno dell'azienda ci sono, però magari non hanno, come dire, quella propensione al... E un giorno mi chiama questo Giorgio che non senti mai roba del genere e mi dice: te me che diciamo l'Aldo Bonomi. L'Aldo Bonomi è originario della provincia di Sondrio, perché lui sapeva che io lo conoscevo. Io non sapevo minimamente perché, veramente, l'ho sentito, ho detto, potresti venire, beh sì, l'azienda la conosco, so chi sono, queste cose qua, però io non so per che cosa. Praticamente avevamo invitato in un agriturismo la sera e praticamente ci siamo trovati fuori questo agriturismo, in un tavolo, c'era tutta la famiglia, i figli, con Aldo Bonomi, io e il mio direttore della cooperativa che eravamo lì in un angolino e... ci diceva: adesso tu ci devi spiegare come dobbiamo andare avanti da questo punto di vista, se dobbiamo passare ai figli, se dobbiamo fare altri tipi di scelte. Vabbè. Ok, devo dire la verità che mi è anche piaciuto come ha fatto l'intervento Bonomi, poi, perché è stato... però dentro lì, adesso, al di là di questa cosa, mi ci sono un po' trovato, non so quanto c'entri, però è stato un momento di ritrovo, di condivisione, dove noi eravamo comunque una parte attiva in quel momento. Avevamo il terrore che magari gli venisse fuori l'idea a qualcuno, ma fategliela prendere su la cosa, fortunatamente no. Però io in cose di questo tipo ci vedo anche un po' l'acquisizione, come dire, del nostro tipo di stile, del nostro modo di essere, di condividere le cose. Non ho risposto, però ho detto la figata, tirato Aldo Bonomi. Grazie che mi hai dato il tempo per mettere in ordine. Ti dico che secondo me sì, cioè ci riconoscono l'essere cooperativa e non so bene da che cosa, nel senso che mi piacerebbe anche chiedere questo, che cosa ci fa riconoscere ad un soggetto esterno come una cooperativa, però ci sono 2 elementi, fatti che a me risuonano come elementi che ci fanno vedere come una cooperativa. Il primo è questo: negli ultimi anni tante volte i soggetti esterni con i quali noi operiamo, e veramente sono tanti in termini di categorie, quindi è la pubblica amministrazione, che per noi è un cliente comunque molto importante, così come l'impresa, così come il terzo settore, quindi veramente dialoghiamo con tante realtà. In più di uno ci hanno detto: oh, ma voi di Cauto, cioè è possibile che io vedo sempre persone diverse? E che io chiedo, ma quindi fa, no, perché sono andato là e c'era Luigi, sono qua e ci sei tu, di là c'è Beppe, qua c'è Tizio, di là c'è Caio, siete come dire, no? Un prezzemolo. E questa cosa ce la riconoscono senza identificare una figura, cioè non c'è la persona che nell'immaginario esterno rappresenta Cauto. Cauto è rappresentata da una moltitudine di persone o cose, e questo
non lo direi mai come un giudizio personale, nel senso che secondo me è un obiettivo questo, e quindi non riuscirei mai a narrare Cauto così, perché la troverei molto autoreferenziale, ma tante volte mi viene detto questo, a volte un po' disorientante, quindi a volte la gente dice no, scusa, fammi capire. Nella maggior parte dei casi io lo prendo in realtà come un complimento, perché poi quello che mi sembra di raccogliere è che il pensiero che portiamo nei luoghi in cui andiamo sia poi abbastanza uno, ovviamente con colori, toni, modalità diverse, perché siamo persone diverse, abbiamo competenze diverse, ma la filosofia che ci viene riconosciuta è una, però rappresentata in modo molto vario. E essendo noi anche tanti e abitando una provincia molto vasta, tanti nostri colleghi che non hanno ruoli di dirigenza o di rappresentanza, ma che magari sono operatori e quant'altro, nei loro territori e nei loro comuni, nelle comunità che abitano, raccontano di Cauto come una roba loro. E quindi questo essere multiformi, multiracconto, multiluogo, multipersone, a me dà molto l'idea che sì, la gente ci vede come una cooperativa, anche troppo, nel senso che a volte ci scrivono ma voi che siete una cooperativa non potete far cambiare il giorno, noi facciamo servizi di raccolta della spazzatura nei comuni, ci dicono ma voi che siete una cooperativa non potete far cambiare i giorni di raccolta al comune, dicono cosa c'entra l'essere cooperativa con il convincere il comune a cambiare i giorni di raccolta, no? Però è come se ci vedessero come un soggetto che ha un potere a volte anche superiore in realtà rispetto a quello che abbiamo. Se posso in un minuto, rispetto a quello che dicevi tu, faccio fatica a darti del lei, nel senso che lavoriamo, quindi appunto, però fa molto figo in questi contesti del lei, il collega. Questo aspetto della cultura, prima che dicevi una questione culturale, no? Sono d'accordo, la partecipazione interna, il coinvolgimento ha molto a che fare con la cultura organizzativa e quindi è un percorso che deve avere una visione molto chiara. Così come per esempio anche il collaborare con l'esterno è molto culturale. Noi per esempio abbiamo vissuto una fase di ricambio generazionale che ha un po' spazzato via delle relazioni tra le persone e questo ha in alcuni casi reso più difficile, in altri casi reso più facile la relazione con gli altri, perché il passato, cioè i sassolini messi nel passato, in qualche modo di fronte ad un volto nuovo, vabbè, tu sei Cauto, però non sei più quello là. E io dicevo, prenditela pure con me per quello che è successo, però io non manco c'ero, no? E questo a volte rende più difficile, a volte rende più facile, però è sicuramente una questione culturale, una questione di processo. Io continuo a sostenere che sia una questione anche di pratica, cioè io continuo a confrontarmi con realtà che personalmente, ed è una valutazione totalmente personale, trovo ingessate su alcuni elementi valoriali che diventano oggetto di discussioni infinite e personalmente dico anche estenuanti, quando una sana pratica di alcuni valori rende secondo me molto di più, soprattutto a chi non è abituato, e non è un giudizio di valore ma è un giudizio oggettivo, a chi non è abituato a trattarli, per cui se tu mi butti addosso quali sono gli elementi valoriali che io devo avere per appartenere a questa realtà, anche no. Se tu mi fai sperimentare nella pratica che l'elemento valoriale diventa migliorare la qualità del mio lavoro, stare meglio nel mio lavoro, appartenere di più alla mia comunità, sentire che metto una firma nella cooperativa di cui faccio parte anche per un pezzo piccolo, che posso incidere sulla mia comunità e me lo fai vivere anche sbagliando, questa roba io la capisco, mi ci vorrà più tempo, ma ci entro, e questa dimensione del valoriale, della discussione, no, non facciamo la valutazione perché la valutazione, valutare le persone, cioè, facciamolo, sbagliamo, perché questo diventa un elemento di tangibilità, di concretezza, che risponde ad una cultura, che risponde ad una visione, ma che contemporaneamente diventa, ripeto, pratica quotidiana di fare esperienza di. Sì, una piccola aggiunta a quello che dicevi tu adesso. Cioè per me fare cultura non vuol dire, cioè i valori non è che arriva uno, impone le mani e l'altro li assume, cioè non funziona così, nel senso che per chi ci crede lo faceva soltanto uno, l'ha messo anche in croce e finiamola lì.
non so, recupero una frase cara di una canzone di Gaber che diceva che l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé, dopodiché bisogna coniugare come si fa, ok? Io credo molto che si apprende di più dall'esperienza che dal racconto, ok? Ci sono due modelli di apprendimento, c'è quello della teoria che poi passi alla prassi e poi ritorni alla teoria per riflettere, e c'è quello che è esattamente il contrario, prima faccio, ok? Dopodiché rifletto e poi ritorno a fare. Io ho lavorato per un po' di anni, nonostante adesso per una parte non lo faccio più direttamente, ho lavorato per un po' di anni in una comunità di recupero per persone con problemi di dipendenza, perché oltre che essere un ragioniere ho fatto la scuola per educatori e l'ho fatto per un bel po' di anni. Una delle cose che veniva detto ai ragazzi che arrivavano in comunità, gli si diceva fai e capirai, perché spesso sembravano i bambini. Perché? Normalmente l'età dei perché è intorno ai 3 anni, okay? Forse anche prima, spesso e volentieri. E io penso che far vivere le persone dell'esperienza, un po' come hanno fatto loro. Ci sono tot persone che scelgono le scarpe, non le sceglie più l'ufficio acquisti. Poi l'ufficio acquisti su quelle scarpe lì cercherà la migliore offerta, okay? Che è il suo mestiere. Ma riuscire a coinvolgere in piccoli parti di vita quotidiana, fargliela respirare, ok? Poi dopo si può tornare a narrargliela, a risignificargliela, perché a volte, se penso da noi, insomma, personale che fa le pulizie, quando va bene c'è la terza media, senza nulla togliere, lavoro disintossissimo e come dice il mio collega che si occupa di amministrazione, il nostro bancomat è lì. Okay? E è vero, fondamentalmente, da chi poi guarda i numeri. Però penso che sia un discorso culturale che si può affrontare in due modi. Dal basso, cioè cercando di coinvolgere le persone, cercando di fargli capire che alcune condizioni e alcuni spazi esistono in cooperativa, ma a volte se vai a lavorare dal giardiniere sotto l'impresa di pulizie, di cosa pensi spesso non gli interessa. Ok? Mentre in questo modo qua, secondo me, partendo a lavorare dal basso in un modo e dall'altra parte tornare un po' a risignificare i gesti della quotidianità, le piccole scelte, i piccoli tavoli di lavoro in sottogruppi, si aiuta, come dire, a costruire dei livelli di appartenenza sempre più maturi. Allora quando arriva una richiesta di diventare socio sai che l'hanno fatto con un certo grado di testa. Al contrario però c'è anche un po' di gente dove vengo, faccio il mio lavoro fatto bene, magari se devo dedicarci qualcosa in più, il quarto d'ora di volontariato lo metto dentro anche tutti i giorni, non è un problema, però magari non sempre le persone hanno voglia poi di spendersi anche su altri livelli. Se non ci sono altre domande, due cose io. Una, mi veniva così, un po' sciocca, però magari c'è dentro qualcosa a frugare. Se Gaber diceva che l'appartenenza è avere gli altri dentro sé, siccome l'appartenenza è parente stretta della rappresentanza, mi piacerebbe sapere se Gaber ne ha detto qualcosa o se basta girare i termini, però sarebbe da pensare. Quando vi chiedono di spostare il giorno dei rifiuti, non so se vi riconoscono un potere o se vi riconoscono un ruolo, che è quello di mediare, di organizzare la comunità, che è quello che è la tesi sottesa a questo laboratorio. Io ringrazio i colleghi, va bene? Ringrazio voi. E avremmo potuto fare una conclusione all'acqua di rose, invece la facciamo al vino rosé, ma lui il vino rosé lo fa dall'anno prossimo, quest'anno l'ha portato bianco e rosso. Adesso vado a cercare i bicchieri. Perché mi avevano detto, guarda, il laboratorio saranno 20 persone, adesso io un po' più di vino l'ho messo me lo sono portato dietro, ma i bicchieri no, e allora adesso gli ho detto, adesso vai a recuperare un po' di bicchieri perché sennò qua non diamo da bere.